più uno capisce gli scacchi, più non ha bisogno di analizzare. Quelli che dicono no, ma io ho bisogno di guardare questa posizione per 2 ore, analizzarla a fondo per saperti dire esattamente com'è, vuol dire che non hanno capito bene il gioco. Chi conosce bene il gioco sa guardare una posizione e nel giro di pochi secondi ti sa dire se una cosa è buona oppure no, anche senza doverla analizzare. E questo perché c'è utile? Perché per riuscire a diventare giocatori forti è fondamentale che voi impariate appunto come riconoscere una variante che non è buona immediatamente. Più uno capisce gli scacchi, più non ha bisogno di analizzare. Quelli che dicono no, ma io ho bisogno di guardare questa posizione per 2 ore, analizzarla a fondo per saperti dire esattamente com'è, vuol dire che non hanno capito bene il gioco. Chi conosce bene il gioco sa guardare una posizione e nel giro di pochi secondi ti sa dire se una cosa è buona oppure no, anche senza doverla analizzare. E questo perché c'è utile? Perché per riuscire a diventare giocatori forti è fondamentale che voi impariate appunto come riconoscere una variante che non è buona immediatamente. Più uno capisce gli scacchi, più non ha bisogno di analizzare. Quelli che dicono no, ma io ho bisogno di guardare questa posizione per 2 ore, analizzarla a fondo per saperti dire esattamente com'è, vuol dire che non hanno capito bene il gioco. Chi conosce bene il gioco sa guardare una posizione e nel giro di pochi secondi ti sa dire se una cosa è buona oppure no, anche senza doverla analizzare. E questo perché c'è utile? Perché per riuscire a diventare giocatori forti è fondamentale che voi impariate appunto come riconoscere una variante che non è buona immediatamente.